No, I'm not a writer. Buongiorno Italia, buongiorno cazzo, porca troia, quando bene stavo a dormire, mi ha svegliato l'ambulanza. Ok John, buongiorno Italia, siamo fuori dal GS Service, ci hanno prestato questi 3 rubinetti che adesso speriamo vadano bene uno di questi. Allora, abbiamo questo qui che vedi avrebbe il miscelatore come piace a me, idem questo qui sempre col miscelatore come piace a me. Io adesso inizierei da questo che è quello più stretto come foro, adesso speriamo vada bene. Allora, siamo sotto la cucina di Zingano e adesso stiamo andando con la manina qua dietro a vedere di smontare. Ecco qua, l'avevo stretto poco, perfetto. Oh, eccoci qua. Allora smontiamo così, adesso tu non puoi vedere perché giustamente è ben nascosto. Allora non si vede niente, è un casino, quindi giustamente adesso specchietto e lampada. Serve cacciavite a taglio per slargare quelle fascette, va bene. Oh. Madonna Mirko, che razza di fascette hai messo quella volta? Non riesco a toglierle, porca troia. Porca troia, ce l'ho fatta. Bene, sarebbe il suo, l'attacco al suo, adesso procediamo al montaggio. Sì, il giochetto qui è, cioè dell'acceso spento è tipo di tanto così, cioè proprio on off, però insomma dai, meglio di niente. Allora, guarda, qualcuno mi ha chiesto come si montano i rubinetti, in realtà è una cavolata pazzesca, cioè tu lo infili nel buco, ovviamente deve avere il diametro di questa cosa qui compatibile con il foro del tuo lavandino, no? E dopo dietro hai un dado, diciamo, che va passato per i tubi, va messo qua e si stringe, quindi il tutto semplicemente sta su con un dadone, no? Che di solito è di plastica. E troverai, quindi molto anche importante, quando li compri devi avere questi 2 tubetti, il blu e il rosso. Il blu è l'acqua calda, il rosso, cioè il blu è l'acqua fredda e il rosso è l'acqua calda. Troverai poi anche un cavo della corrente. Tu mi dirai dove devo attaccarlo? No, non devi attaccarlo. Se hai un camper, quindi hai la pompa dell'acqua, questo qui non serve. Questo qui serve per le roulotte, diciamo, quindi a noi non serve assolutamente nulla, lo tagliamo e infiliamo i tubi direttamente. Questo perché il rubinetto non deve dare nessun comando, diciamo, al camper, no? Alla pompa dell'acqua, perché la pompa dell'acqua spinge l'acqua sempre e comunque. Quando arriva qui la trova chiusa, il rubinetto altro non serve che a aprire, no? La chiusura che è stata messa all'acqua e quindi farlo uscire il rubinetto. Nient'altro, molto semplice. Perdona spazio, perdona il casino, guarda, questo è anche lo spruzzino, guarda. Tac, questa è un'altra roba, tac. 2 secondi, tac tac, accendi, spegni, bello questo. Benissimo, quindi, Yuri, che bella capigliatura, grazie, fa poco da cagare, beh, grazie. E allora, la GS Service si sono comportati molto bene, quindi non, sì, la garanzia l'hanno fatta valere, anche se dicevano insomma che a loro il fornitore non glielo restituiva, cioè a me dispiace per loro, però ho anche insistito, gli ho detto no scusa, è colpa del fornitore, cioè no, fraccateglielo indietro, anche perché a parte che iniziava a perdere, ma la levetta, testimoni il Mirko che me l'ha montato, era talmente dura che non riuscivi a girarla, quindi ovvio che poi la levetta si è spezzata, no? Insomma mi hanno dato sto modello che è molto più carino e soprattutto al miscelatore, cioè io guardate come il destino a volte, cioè veramente da giorni e giorni che parlavo di sto rubinetto col miscelatore che non lo trovavo, volevo il rubinetto col miscelatore, no? Fatto così come hai visto. Così, qua sembra sporco, ma no, non è sporco, è un po' il coso grattato, no? Come si dice, l'alluminio grattato. E quindi stracontento, diciamo, sono un po' leggermente, no, depresso parola grande, però insomma sono un po' smonato per il fatto che avrei voluto farmi un giretto, come ti ho detto, dove voglio andare io, Scozia o Nord Francia, eccetera, eccetera, non ci posso andare per il discorso del CP.
Sinceramente, dopo una settimana inizierei veramente a sentirmi non a mio agio, cioè mi sentirei proprio turbato senza il CP. Ognuno ha fatto a modo suo, io col CP ho sta roba qua. E mi sento incompleto, no? Un po' come quasi quando ti manca la sigaretta, proprio, veramente, resisti tranquillamente, però dopo a un certo punto no, ti rompi i coglioni, dici no, vaffanculo, fumo, e vaffanculo come quella volta in Francia e torno indietro. e, Vabbè, anche in Italia qua adesso non saprei veramente dove andare perché o la allunghiamo, facciamo un bel giretto, ma sinceramente, boh, d'inverno non lo so, solito discorsi attraverso la montagna col ghiaccio, la neve, capito? No, non lo so. Comunque oggi è tipo il 20, 21, una roba del genere, il 22 è il pranzo di Natale con gli ex colleghi e poi vabbè, insomma, Natale in famiglia con gli amici, così. E dopo, boh, si vedrà. Casomai invece di buttare via gasolio per il cazzo, starò qua in zona, porterò pazienza, ma intanto inizio a prepararmi appunto il computer. Scusa la voce non da trons, ma da inverno, no? Sì, sì, la voce un po' invernale, proprio sì, wow, 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 wow. E così, no? Non è noia, no? Perché, vabbè, insomma, non ti annoi mai, però, non lo so, mi sembra quasi uno spreco andare qua su e giù col camper, buttare gasolio per il cazzo, quando quella volta per andare in Francia ho speso tipo 110 euro, hai capito? Quindi, insomma, dici, cazzo, perché a girare per il cacchio, se tu noti, le 20 euro ti volano via di gasolio ogni volta, no? E quindi, insomma... Uno dice, cazzo, ne spendo anche 100, però almeno faccio un bel viaggio, no? Cioè, ho un bel ricordo dopo, vivo una bella esperienza. Allora, adesso, vabbè, ma cava sta voce da Trons qua, però, eh? Allora, adesso siamo a Jesolo in un parco, vedi là, tac, vedi c'è il rubinetto lì, tac, e andrò a rifornirmi di acqua lì, la carico con le cose, come si dice, con... CP, come si dice? Dai, non mi viene la parola. Ah sì, con le taniche, carico con le taniche, più che altro così lavo i piatti, lavo un po' di roba solo per il gusto di provare il rubinetto nuovo, che è una figata, è bellissimo adesso. Cioè lo apri e lo chiudi con una facilità e una velocità estrema, quindi insomma anche sotto il punto di vista del risparmio dell'acqua ne risparmi un casino. Cioè più risparmi acqua, meno volte devi andare a caricare o comunque meno volte muovi il camper. Anche perché sai, muovere il camper può essere una tra virgolette seccatura, nel senso che o ti perdi il parcheggio figo che hai trovato o magari è inverno e allora sai ti eri preparato il camper con tutti gli oscuranti esterni, gli oscuranti interni, ogni volta cava e metti, insomma non è proprio è il massimo, insomma, cioè autunno, primavera, estate, vabbè estate magari no perché estate hai anche là gli oscuranti, autunno e primavera allora accendi il camper e vai tranquillo, e nei periodi un po' più strong, più duri, più difficili, insomma, cerchi di tenerlo fermo il più possibile. Yuri, hai fatto Malani? Sì, ho fatto Malani, grande, grazie. Cosa ho fatto? Praticamente no, avevo attaccato i tubi dell'acqua, a parte che li avevo invertiti, vabbè, caldo con freddo, quello non è un problema, li avrei ricambiati, no? Ma le fascette non le ho strette, perché ho detto, cazzo, è bello duro, sì, ero in bagno che stavo pulendo, a un certo punto ho sentito, splash, ho detto, no, chiudi la pompa dell'acqua, così vabbè, adesso ho asciugato tutto, il problema è che il cacciavite che mi aveva prestato Gia Service ovviamente gliel'ho ritornato e quindi adesso niente, vediamo cosa fare. E vai che ce la fo, eccola, tutti e due li ho fatti, mannaggia, è un lavoro cinesale proprio, vediamo. Eccoli là, perfetti, stretti nel punto giusto. Benissimo, quindi ora l'acqua calda è dove deve essere calda, la fredda deve essere dove deve essere fredda e soprattutto non mi allago la cucina, né? Oh, guarda che approfittiamo che ogni tanto qualcuno chiede cosa servono le valvole, Questa con questa simbolo qui è il boiler dell'acqua calda, questa è la stufa, questi sono i fornelli e questo non è il clima ma è il frigo. E questa invece ne ho una in più io, era per un'uscita diciamo per il barbecue che io poi ho tappato, ho messo due valvole di sicurezza, fascette e tutto quanto, quindi è bella chiusa, in più la tengo chiusa anche qua che non si sa mai.
Che bello avere un po' di tempo per sé, un po', giusto un po'. Allora, ho regolato la virilità qua, l'ho regolata male, quindi forse l'ho anche rimossa in un certo senso, no? Dopodiché ho tolto il coso, là sai che c'era tutto il silicone e cacca e gli ho messo la striscia di gomma marrone, guarda che bello. Cioè, no, guarda, cioè, marrone col marrone, guarda che ci sta da Dio. E adesso la faccio anche di qua. Oh là! Arte, altre due battutine per riallinearlo meglio, ma eccolo là, così è perfetto, accidenti, perfetto.